Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi. Aspettate che sintonizzo bene l'audio, se no c'è un ritorno, eh. Aspettate un attimino. Qua, qua. Mi sentite bene? Scrivetemi pure se mi sentite bene. Vi ricordo che domani sera alle 21:30 nel canale di Ildegarda ci sarà lei. Io intanto cerco di togliere in sottofondo questo rumore fastidioso. E intanto saluto le nostre amicizie Nella, Vale, Nana, Cassiopea. E vediamo un po' se c'è qualcun altro. Poi Cristian Vanzetto e Luciana Croba. Bene, e Pierluca. Elisabetta anche saluto. E Luciana Barbieri. Bene, adesso purtroppo devo fare in questo modo perché stiamo lavorando per un rinnovamento del servizio. Vi ricordo anche che il De Garda, questo un attimino perché ho questo ritorno fastidioso, mm, che ieri non c'era. Ecco, niente da fare. Bene, prima di tutto rispondo a una domanda che ha fatto la nostra Nana. Qua, vedete? Aspettate un po'. La Nana ha fatto una bella domanda, eccola, e cioè se è qua, se bisogna andare su WhatsApp per fare un colloquio gratuito. No, le sibille interattive del Marietto sono qua. Vi ricordo comunque che domani sera, no, alle 21:30, avrete la Hilde in questa piattaforma StreamYard. Vi ricordo anche che se volete fare un consulto professionale sono 20 euro 45 minuti, ad esempio con il Legarda Marietto Veneziano. Bene, vi ricordo anche il sito di Legarda Marietto Veneziano. Guardiamolo un po' qua insieme, questo. Se non avete ancora scaricato gli ebook gratuiti, ci sono 20 ebook di cui praticamente ne hanno già scaricati 175.000, quindi ebook di radionica radiostesia. Poi ultimamente stiamo ancora promuovendo per molti, già molti lo hanno acquistato, ma sicuramente visto le festività qualcuno vorrà regalarlo a qualcun altro, questo ciondolo magico dal valore di 150 euro più 10 euro di spedizione. Quindi c'è molta carne al fuoco anche per le festività se volete fare un pensiero a qualcuno per proteggerlo. Bene, andiamo a vedere un po' se si sono aggiunte altre persone e vedo Lulu e, e Roberta. Adesso partiamo subito con le prime domande. Allora, dovete sapere una cosa, questo è una piattaforma che si divide in tre zone oggi. Uno è il canale di Ildegarda su YouTube e altri due sono la mia piattaforma, un gruppo di Facebook, Radionica, Radiestesia e Teologia e la mia pagina su Face. Quindi ci sono tre posti da cui attingiamo le domande e sicuramente come si suol dire, molto probabilmente chi ha scritto ad esempio su YouTube in un determinato orario può essere anche che non sia in un certo senso il primo perché magari ha scritto qualcun altro su Face in un altro orario. Quindi non è che c'è proprio una scaletta, se uno vede solo sul tubo chiaramente non sa ad esempio su quelli su Face o viceversa. Quindi vediamo un po', la prima domanda che vedo è di Valeria C. Aspettate un po'. No, 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 scusate, non è di Valeria, ma è di questa persona qua che è, scusate, Nella. Mm. In questo momento qui vedo la Nella. La Nella che chiede: Ciao, volevo sapere gentilmente, dopo questo avvicinamento da Raffaele del 70, riusciamo ad avere un incontro. Io ho 74 e una storia. Grazie. Nella,
Allora, Nella ti chiami Nella, giusto? Quindi vediamo un po' se ci sarà questa benedetta storia. Mm. Intanto continuo a salutare gli amici. Lui, scusate, per quelli che si aggiungono da Face, abbiamo già detto gli altri giorni che dovete iscrivervi a StreamYard perché è una piattaforma. Cioè, voi vedete Facebook, però nella realtà sopra c'è un link dove vi potete iscrivere gratuitamente perché sennò le domande sono irricevibili. Quindi dovete per forza iscrivervi così che noi vediamo i nomi, no? Mm? Ad esempio c'è Cristian Vanzetto che ha messo il suo, si è iscritto e quindi noi vediamo il suo nome. Quindi iniziamo con Nella. Mm. Vi ricordo sempre domani sera il The Guard e iscrivetevi anche al canale di The Guard perché stiamo trasmettendo se c'è qualcuno di passaggio. Vediamo un po' il nostro Raffaele, se alla fine riuscirete ad avere un incontro. Vediamo un po'. Beh, sembra che la cosa sia molto positiva. Vedi, Nella, qui io vedo delle belle carte, delle carte importanti, delle carte che sono baciate a fortuna e da qualcosa di importante che potrebbe avvenire. Quindi penso proprio che il taglio ci sta a indicare che la situazione sta andando nella direzione giusta. Mm. Vediamo un po' il passato. Hai sofferto molto, Nella. Vediamo un po'. Beh, sembra di sì, sembra che ci sia qualcosa di buono. Allora, andiamo avanti. Nel passato vedo che tu hai sospirato, c'è stato della comunicazione, c'è stato un periodo in cui si doveva mettere un cerotto e effettivamente anche lui, in un certo senso questo Raffaele, vedeva in te qualcosa di molto positivo. Vedi qua, forse non è ben centrato, aspetta. Vedi, questa carta qua fa vedere che lui ti pensava anche molto. Però fra voi due c'era proprio un distacco importante. E tu che avevi paura di averlo perso, e poi sia lui che tu vi pensavate in modo importante. Questa è la linea del presente. Qui vedo invece una situazione molto delicata, nel senso che vedo che c'è come si dice, del colloquio, c'è in un certo senso, c'è un cercare di ricucire, ma è un cercare di ricucire in modo clandestino. E poi vedo entrare in scena un gran signore, mm, che effettivamente dalla data potrebbe essere lui perché è più grande. Mm. O potrebbe essere anche un'altra persona, però io che vedo che tu lo stai aspettando anche se arrivassi in modo clandestino. E quindi c'è il colloquio, avrete sicuramente un riavvicinamento. Poi però nasceranno dei pensieri, dei dubbi in lui, in Raffaele, vedi? Lui che sta pensando, il bambino che nasce, e però di solito quando c'è il bambino sono sempre sibille positive, estremamente positive, invece vedo che c'è un blocco. Quindi effettivamente eh, adesso è un periodo positivo, nel futuro prossimo sicuramente la cosa non evolverà nella direzione da te auspicata. Mm? Per colpa di una donna che entra in scena giovane, che lavorerà molto per mettervi il bastone fra le ruote. E infatti vedo che poi, vedi, tu piangerai molto. Quindi diciamo che questa apertura è un'apertura, una mela avvelenata, non è ancora il risultato finale. Però vedo poi che, vedi, militare, messaggero, Imeneo e Costanza, sembra che dopo questo colpo che prenderai
avrai la forza per incominciare a contattare e avere un incontro importante. Quindi alla fine sarai vincente, porterai a casa il risultato, ma non è una cosa per domani, ci vorrà tempo, Nella, devi portare pazienza per Raffaele. ehm, Certo, lui è del 70, tu del 74, comunque, morale della favola, alla fine sembra che in modo segreto, vedi, ci sono delle carte bellissime che fanno indicare che sarai vincitrice e certo che prima di arrivare a portare a casa il risultato piangerai molto per colpa di una donna giovane, che lavorerà molto per fermare questa opportunità. Bene, cari amici, mi raccomando, salutiamo anche il De Garda che sicuramente in questo momento sta operando, no? E mi raccomando, domani sera 21:30 nel suo canale per le sibille interattive gratuite. Adesso vediamo un po' e vediamo di rispondere alla nostra amicizia di Face, perché in colonna dall'altra parte c'è il nostro, vediamo un po', il nostro Christian che si è iscritto, vedete, lui si è iscritto e quindi si vede bene la domanda. Ho fatto una forte meditazione e mi sono tolto un vecchio peso. Questo mi cambierà la vita in positivo? Allora, Christian è dell'80, ha fatto una forte meditazione, Christian, e ci chiede se verrà tolto a lui un vecchio peso. Mm. Andiamo avanti. Con il nostro Christian che si è iscritto a StreamYard e quindi riusciamo a vedere il nome. Per quelli di Face devono scrivere a StreamYard. Voilà. Beh, vedo che il vecchio peso pesava, eh. Sì. E sembra quasi che, non dico che con questo vecchio peso ci parlavi, però era quasi diventato un amico sto vecchio peso, vedi? La malinconia, insomma, che ti portava brutti pensieri, insomma, era una cosa importante per te. Ma andiamo avanti. Superbia, vediamo qua. E il blocco c'è, scusate. Allora, alla domanda, la ripeto, del nostro Christian che chiede, ho fatto una meditazione importante, e mi sono tolto un vecchio peso. Questo mi cambierà la vita in positivo? Allora, quindi questo peso influenzava la tua vita, ma vediamo che nel passato questo peso molto probabilmente ha fatto in modo, vedi qua, che molte persone o tu fossi un attimo in un periodo di nervosismo. Era un peso importante, è vero. Mm. Era un peso, non so se di orgoglio, però si vede qui che la situazione tu la sentivi in modo importante. Molto probabilmente ne hai parlato anche con degli amici. mm. Nel presente il blocco c'è ancora. Il blocco c'è ancora e sembra che venga dal passato. Il peso sicuramente se n'è andato e vedo che sembra che entri in scena un uomo grande che ti voglia aiutare, un colpo fortunato. Ma il peso sicuramente se n'è andato, ma c'è questo blocco che viene dal passato che persiste, ma sarai aiutato da una persona importante che ti vorrà bene. Vedi queste due carte qua, un colpo di fortuna. Nel futuro poi vediamo qua la persona che è sola, sta pensando a dei periodi migliori e vediamo che cercherai di mettere a posto le cose. E di nascosto cercheranno di rubarti qualcosa, vedi? E tu avrai paura di perderlo, però a un certo punto tornerà un periodo sereno. Quindi questo peso, vedi qua del passato, sembra che c'è ancora, ma grazie all'aiuto di una persona importante riuscirai a superare questo periodo. Poi in futuro ti sentirai solo, cercherai di pensare ai bei momenti e vedo che qualcuno ti aiuterà. Poi di nascosto qualcuno cercherà di rubarti qualcosa perché c'è il ladro e tu avrai paura di aver perso tutto, ma
tornerà un po' il sorriso. Il finale della tua vita come sarà? Vedi? Gelosia, un ritorno. Sembra quasi che il peso, è vero, te lo sei tolto, però vedi, ci sarà molto probabilmente una perdita di denaro, qualcuno che tornerà dal passato a farti dei problemi. Quindi in questo momento molto probabilmente qualche persona importante che ti vuole bene ti sosterrà, ma poi Christian, il finale mi fa pensare che una donna, soprattutto del passato, cercherà di metterti il bastone fra le ruote. Quindi il peso sicuramente che ti bloccava c'è, e però con l'aiuto di una persona importante riuscirai a toglierlo, però ancora avrai delle prove nei prossimi mesi importanti. Quindi Cristian, resisti perché sei una persona valida e andiamo avanti con le prossime domande. Saluto anche Vincenza che da Face ci chiede, ci fa una domanda. Bene, andiamo avanti con la prossima domanda e vediamo Vale C. La nostra Vale C, vediamola un po'. Vale C. Allora, Vale C dice: buongiorno, vorrei sapere se Mirella del 59 inizierà a rispettare la mia relazione amorosa smettendo di mettere barriere. Valentina 86. Allora, riprendiamo un po' la domanda e cerchiamo di metterla a fuoco. Allora, c'è questa signora Mirella del 59 che non rispetta come si dice, le relazioni amorose di Valentina dell'86. E lei chiede appunto a Valentina se la nostra Mirella smetterà di mettersi in mezzo come una barriera. Bene, facciamo una bella stesa per la nostra Valentina dell'86 e vediamo. Voilà. Sibille, ditemi se Mirella farà ancora ostruzionismo per Valentina. Allora, effettivamente, vedi, disgrazia. Disgrazia è una carta impegnativa, pesante. Si vede che questa Mirella voleva mettersi proprio in mezzo alle tue amicizie, ai tuoi flirt, e questo chiaramente ehm, insomma hai visto anche dalle sibille, non è una cosa, come si suol dire, leggera. Questa Mirella si vede che è un personaggio che ce la sta mettendo tutta per frenare le tue situazioni. Vediamo un po'. Ti ha fatto piangere sta Mirella, la signora. Un osso duro, te lo dico io, Valentina. Allora, vediamo un po' questa signora qua, che vedo che ha lavorato molto per cercare di mettersi in mezzo, però vedo che c'è nel tuo passato una relazione importante, e c'era qualcosa di importante, però vedo che quella persona che era nel tuo radar aveva delle qualità che effettivamente erano un pochettino non nelle tue corde, era più che altro una persona narcisista, una persona stretta di gomito, che almeno le sibille indicano questa cosa qua. Questo personaggio, grandi qualità, grandi caratteristiche, ma era un tipo che gli piaceva più prendere che dare. Poi vediamo nel presente, ti vedo piangere Valentina, ti vedo piangere molto, ma tu sei anche una persona forte e che dai tutto il cuore quando ti impegni, però devi farlo molto spesso in segreto, vedi il militare che è segreti. Fra un po' riceverai un messaggio, io non so se da un libero professionista o da qualcuno o sul posto di lavoro. E vedo che c'è un ritorno di una persona che tu già conosci, o potrebbe essere lei, la Mirella,
che cerca di metterti un bastone fra le ruote o nel posto di lavoro o con una persona che è un libero professionista. mm. Poi vedo ancora nel futuro che lei cercherà di esserti, tra virgolette, amica, però è un'amicizia malata, vedi? All'amica questa forma di abbattimento morale e cercherà ancora di ritornare alla carica. Però vedi, la tua domanda è, ma questa Mirella alla fine smetterà di, insomma, entrare nella mia vita a mettere delle barriere? Beh, guarda, morte, nemica, delirante, dottore. Sono carte pesantissime, sono carte che fanno un po' tremare le gambette perché effettivamente sembra che questa Mirella, vedi, dice delle cose contro di te di nascosto, ti vuol colpire, proprio bloccare, scusate, tutto quello che fai e tu cerchi di rimediare. Quindi non penso che nel futuro prossimo questa signora possa smettere di mettersi in mezzo. Molto probabilmente cercherà di esserti amica, ma in un modo sicuramente che a te non piace. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo una persona, vediamo un po' chi potrebbe essere. Allora, vediamo una persona che, prima di tutto, vedo qua il Christian che ci ringrazia e questo fa sempre piacere. E andiamo avanti con la Vincenza che si è iscritta a Facebook, a StreamYard. Vincenza 73, riprende la mia situazione economica? Vediamo un po'. Vincenza 73, vediamo se riprende la sua situazione economica. Quindi se volete che rispondiamo alle vostre domande Face, mi raccomando, utenti Face, iscrivetevi al canale di Facebook, scusate, al canale di StreamYard, alla piattaforma. Allora, Vincenza, la situazione economica è difficile, vedi? Perdita di denaro e solitudine. È un periodo veramente pesante per te, è un periodo impegnativo, un periodo che non è leggero e già al taglio le sibille ci stanno a indicare che c'è una forte perdita di denaro. Ma andiamo avanti. Speranza, consonante sorpresa. mm. Ah sì, dai, su Vincenza, vedo che c'è qualcosa di buono che sta arrivando. Allora, mettiamone a favore di camera per la Vincenza. Beh, sei una donna che sei molto ottimista, sei una donna che ha lavorato molto e nel passato speravi nei risultati perché hai seminato molto. Poi sembra che hai avuto anche nel passato dei bei colpi di fortuna. Nel presente invece c'è un piccolo problema nella tua situazione economica, un problema che non è indifferente. mm. Poi però vedo che ti riprenderai nel presente, fra un po' ti dovresti riprendere leggermente. Nel futuro vedo che ci sono dei blocchi, perderai molto ancora. Nel presente sembra che adagio adagio sembra che si riprenda, ma poi nel futuro prossimo ci sono dei blocchi nel campo lavorativo. Tu sei una donna forte, ma attenta che qualcuno ti vuole rubare qualcosa che è tuo. Stai attenta, Vincenza, perché non è facile. mm? Poi vedo che tu stai aspettando la volta buona che riparte la tua economia e che ci sarà un cambiamento grazie anche a una persona che ti porterà degli affari buoni. Quindi entro un anno molto probabilmente riuscirà a partire la tua situazione economica. Capisci? Qui c'è la matrice, il viaggio, il cambiamento, un uomo che ti aiuterà e poi si vede che Vincenza risalirai a livello
economico. Quindi sì, la tua situazione economica dovrebbe in futuro risollevarsi. Chiaramente è un po' come delle montagne russe, eh? Adesso non scoraggiamoci, ma ci saranno dei momenti che insomma, saranno un po' delicati. Andiamo avanti, vediamo un po' che il prossimo è la nostra Cassiopea, la Katia. Vediamo un po' la Katia dov'è? La nostra Cassiopea che dice, aspettate un po', cosa dice la Cassio? Ho fatto due domande, vediamo un po'. Ah, questa. Cassiopea dice, oggi ci sarà un chiarimento tra me, Katia del 75 e Vincenzo del 60. Come si risolve? Mm. Cassio, hai fatto una bella domanda. Eh, eh, eh? Come si risolve questa situazione? E guardate anche Vincenza che ringrazia, fa sempre piacere i ringraziamenti, perché vuol dire che sono apprezzate queste live. Bene, ritorniamo dalla nostra Katia che ha fatto questa domandina. Mm? Come si risolve? E vediamo un po' come si risolve la situazione. Vediamo un po', cari amici. Vi ricordo che se volete un consulto, sia da me o da Hilde, qui sotto ci sono i numeri di telefono su Telegram o su WhatsApp oppure anche il telefono, sia per Hilde Garda e Maria Veneziano. Vediamo un po' come si risolve per Katia e il nostro amico, che è aspettate un attimino, Vincenzo del 60 e Katia 75. Vediamo un po'. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Sì sì sì. Freddezza e nemico. Katia, vai col giubbetto antiproiettile. Vai scortata dalle forze dell'ordine. È una battuta. Perché vedi, sacerdote è il simbolo sì di una persona che già si conosce, ma anche simbolo di giustizia e freddezza. Poi, soprattutto se è seguito anticipata da nemico. È una situazione un po' pesante, Katia, pesantina. Vediamo un po' però, il taglio è un po' pesante, però vediamo un po' come va a finire oggi la situazione. Ah, dai, su, poteva andare non bene, ma invece sembra quasi che la situazione... Allora, ok, nel passato si è detto tutto il contrario di tutto. Beh, lui è Vincenzo del Sibille, io non lo conosco questo signore, ma chiaramente si vede che è un pochettino un tipo che gli piace aver tanti flirt ed è un tipo narcisista, un po' di quelli che gli piace più prendere che dare. E poi vedo una donna sposata, io non so se sei tu sposata o lui è sposato o c'ha un'altra donna sposata, però sembra che ci siano molti flirt. Ma la domanda è come va a finire oggi? Beh, c'è una nemica che si mette in mezzo. Sembra che ci sia stata un po' di frivolezza, però tutto sommato il colpo di fortuna è arrivato per l'incontro. Però attenzione alla nemica. Poi sembra quasi che la cosa evolva in bene, no? Conversazione, vedi amore, fedeltà, allegria, un pizzico di orgoglio, no? Però tutto sommato tu spererai ancora che la cosa si possa ricucire. Sicuramente da questo incontro, lo vediamo subito qua, malinconia e dottore sono carte che effettivamente fanno pensare che ne uscirai non con le ossa rotte, ma insomma non sarà proprio qualcosa di idilliaco. Però lui si comporterà bene e sarà sempre speranzoso nei tuoi confronti. Quindi non è proprio un incontro negativo, è un incontro che potrebbe avere dei sviluppi
in futuro. Capisci Katia? Potrebbe essere preludio a qualcosa di più importante. Sicuramente avrete un bel dialogo, però il finale che ci fa capire, vedi, dottore malinconia, insomma, lui però ti pensa, ti penserà. Diciamo che è ancora tutto aperto, siamo partiti un po' maluccio, ma diciamo che alla fine il risultato sembra che sia dalla tua parte. Bene, penso che ho fatto mezz'ora, vi ricordo domani sera nel canale di Ildegarda le Sibille Interattive alle 21:30 e poi anche nelle piattaforme dei vari gruppi dove Ildegarda si collegherà. Vi ricordo che abbiamo il sito del Capitano con più di 175.000 ebook di radionica radiestesia scaricati, no? E quindi per chi è nuovo passa sia su Face o su Tubo nel canale di Hilde e non ha ancora visto il sito del Capitano può raggiungerlo. Oppure nella sezione shop noi ad esempio proponiamo questo ciondolo magico a 150 euro più 10 euro di spedizione. Quindi se non l'avete ancora visto cercate il Capitano su Google e potete scaricare sia ebook gratuiti con radionica e radiestesia. Bene cari amici, io vi ringrazio di essere stati qui con me, di avermi tenuto compagnia. Vedo anche che la nostra Katia ci ringrazia. Bene, alla prossima, domani sera 21:30